De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 177. Siamo alla giornata conclusiva delle Olimpiadi di Gioca e Suona. Gli atleti si contendono le ultime medaglie. Pagine 178-179. Ragazzi, è stato bellissimo e sono proprio emozionata. Oh, oh, guarda Cristina, ho raccolto un sacco di autografi. Bravo Cirillo, ma adesso dobbiamo metterci subito in collegamento con il capo per la cronaca del salto in alto. Pronto capo? Mi sente? Eccomi, sì, sono in linea, siamo alle fasi finali del salto in alto femminile. Sono rimaste in gara 3 atlete. L'italiana Sara Sibenone, la svizzera Ann Tic-Tac e la russa Tatiana Voronov. Ecco in pedana Sara. Ed ora Ann. E infine Tatiana. Avete sentito? Secondo voi chi ha saltato più in alto? Io vorrei risentirli. Ascolta bene. Allora, prima ha saltato Sara, poi Ann e infine Tatiana. Quando avrai capito in che ordine si sono classificate, scrivi i nomi dei loro paesi a pagina 178. Ho vinto Tatiana, seconda è Sara, terza è Ann. Proprio così, eccole infatti sul podio per ricevere le medaglie. Grazie, capo, è stata una cronaca bellissima. Passiamo ora la linea a Camilla, che si trova sulle rive del lago Trotablu dove si stanno svolgendo le gare di canottaggio. Pronto, Camilla? Sì, sono in linea. Ragazzi, qui stanno succedendo cose incredibili. Insomma, per essere brevi, la gara è stata sospesa per un'improvvisa manifestazione delle trote. Delle trote? Sì, delle trote! Abbiamo anche cercato di intervistare alcune rappresentanti delle trote, ma si sono rifiutate di fare qualsiasi dichiarazione. La loro protesta è silenziosa e pacifica. Si limitano a mostrare i bitorzoli provocati dalle rebate dei concorrenti. Sembra che nessuno le abbia avvertite dello svolgimento della gara. Signore trote, vi preghiamo di consentirci di effettuare le finali. È solo l'ultima gara. Vi giuriamo che poi ce ne andremo. I nostri atleti staranno molto attenti a non darvi remate sulla testa. È una gara brevissima. Vi preghiamo anche a nome dei nostri amici di Gioca e Suona
altrimenti non potremo fare il prossimo gioco. Per ora non sembra che la situazione si sblocchi. Vi restituisco la linea. Spero di potervi richiamare presto con buone notizie dal lago della Trota Blu. E adesso cosa facciamo? Senti. Ah, è un'ottima idea. In attesa di riprendere il collegamento, vi faremo ascoltare una bella canzone. Pagine 180-181. Le canzoni di Cristina. Swift la Volpe. Cristina, Dimmi, Cirillo. questa canzone la canto io perché la conosco come la mia promotion. Sentiamo un po'. Qualcuno è nei guai, facciamo svegli dai, ad aiutarlo non tardiamo. Sweet si capisce tutto, Sweet sa il modo giusto per aiutare chi è nei guai. Veloce come il vento, arriva in un momento e corre, 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 non si riposa e corre, per tutto il bosco corre va. E corre qua di là, è molto coraggiosa, nessuno la potrà fermare, che volpe, Sweet la volpe. Cirillo, sei formidabile. Ah, grazie! Adesso suoniamo con la tastierina! Va bene, dai. Veloce come il vento, arriva in un momento e corre, 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 non si riposa e corre, per tutto il bosco corre va. E corre qua di là, è molto coraggiosa, nessuno la potrà fermare, che volpe, Sweet la volpe. E corre, 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 non si riposa e corre, per tutto il bosco corre va. E corre qua di là, è molto coraggiosa, nessuno la potrà fermare, che volpe, Sweet la volpe. Bambini, lo sapete che anch'io sono tanto coraggioso come Sweet? Solo che ho tanto paura dei topini piccoli piccoli. Ah, ah, ah. Pagina 182. Dopo una lunga trattativa, il comitato organizzatore dei giochi ha convinto le trote a lasciare il campo, cioè il lago, e a consentire il regolare svolgimento delle finali di canottaggio. I concorrenti sono già pronti sulla linea di partenza. Ecco alcune dichiarazioni dei concorrenti. Secondo me vince chi rema più forte. Per me vince chi rema più in fretta. Per me vince chi taglia per primo il traguardo. Ma l'esperto degli esperti ha detto... Vabbè, vince chi fa il maggior numero di remate. Avete capito? Allora, per sapere quale equipaggio vince, basta contare quante remate fa. Ecco le remate dell'equipaggio italiano.
Attenzione, contatele e scrivetele di fianco all'imbarcazione. Ecco ora le remate dell'equipaggio francese. E infine quelle dell'equipaggio belga. E allora chi ha vinto? Ha vinto l'Italia! Al secondo posto si è classificato il Belgio e al terzo la Francia! Allora colorate le bandiere dei paesi concorrenti secondo l'ordine di arrivo nei rettangoli in fondo alla pagina. Pagina 183. Non so voi, ma io sono esausta. Le gare sono finite, non ci resta che fare le valigie e tornare di corsa in redazione. Ma capo, non ci siamo meritati qualche giorno di riposo? Sì, ma prima dobbiamo dare un'occhiata ai servizi fotografici, potrebbe esserci qualche cosa di interessante. E poi tutti ai posti di combattimento. E sapete perché? Perché ho saputo che Solfagio è di nuovo in città. Perciò, Cirillo, attento a dove mandi le orecchie. Guarda queste foto, Cristina. Cosa ne dici? Mi sembra che ognuno abbia partecipato alle Olimpiadi a modo suo. È vero, anche Cirillo avrebbe meritato una medaglia d'oro. Fammi vedere! Per tutti, mom! Se pubblicate queste foto, vi tolgo il saluto! Su, Cirillo, non te la prendere, è solo un gioco. Oh, va bene, c'è un gioco. Ascolta, questi sono i passi di Filippo. Contali e scrivi il numero nel quadratino. Ora conta i passi di Saverio. E ora conta questi ron ron di Cirillo che dorme. Il gioco però non è finito qui. Ora devi disegnare sui trattini le note corrispondenti ai rumori che hai sentito. Hai a disposizione le bianche, le crome e le nere. E mettile al posto giusto, tante quante sono i passi e i ron ron. Guarda un po'. Ah, benissimo, Cirillo. Hai disegnato 5 nere per il podista, 10 crome per il velocista e 3 bianche per i tuoi ron ron. Credo che le Olimpiadi siano proprio finite. Ma guarda, Cirillo si è addormentato. Sì, ma prima ha pensato bene di mandare a spasso le sue orecchie. Non ci si può distrarre un momento. Finirà che dovrò legargliele con un lucchetto. Pagine 184-185. Volete sapere dove sono andate le orecchie di Cirillo? Questa volta si sono infilate in uno studio televisivo dove si sta svolgendo una gara a quiz.
il re del quiz Mike presenta la 526esima puntata del Musicotto! Signori concorrenti, avete ritagliato i disegni sul cartoncino numero 12? Ah, molto bene. Adesso ascolterete i motivi di alcune canzoni e dovrete mettere il cartoncino corrispondente al primo motivo nella prima casella, quello corrispondente al secondo motivo è nella seconda casella e così via fino all'11ª. L'orologio. Morettina. Cucaburra. Aloha. Se prima eravamo... FP. La macchina del capo. Abbasso le bugie. L'orchestra. L'altalena. Fra Martino. Volete sapere qual è la soluzione? Allora scrivete le lettere che si trovano in ciascun disegno nello schemino in fondo a pagina 185 e leggerete una parola misteriosa e magica. Allora, ci siete riusciti? Vediamo un po'. Vedi laggiù un personaggio strano? Ma com'è possibile? 2 orecchie volanti. E sono volate via. Che strani fenomeni si verificano questa sera. La parola che si deve leggere a pagina 185 è pentagramma. E anche per questa sera abbiamo finito. Arrivederci al prossimo quiz. Avete visto anche voi 2 orecchie qui in studio? Mi sembra di avere le traveccole. Cosa dice il notaio? Pagine 186-187.
Le canzoni di Gioca e Suona. Supercalifragilistichespiralidoso. Prova tu. Supercalifraspiroso. No. Super schifoso. No. Prova tu. Supercarifraticoso. Ma no, ma possibile? È possibile che in tutto il coro non ci sia uno che sappia dire supercalifragili che coso? Insomma, questa parola. Capo? Cosa c'è? Ma dobbiamo proprio cantarla. Vabbè, è scritto qui. Dove? Qui nel contratto, a pagina 186 e 187, eseguire la canzone Supercalifragilistichespiralidoso. Ah, mi è venuta un'idea. Perché non la canta lei? Io cantare? Ho capito. Sotto, ragazzi, se no qui si fa notte. L'ho scritto ieri nel tema e la maestra mi ha dato 0. Supercalifragilistichespiralidoso, anche se a sentirlo può sembrare spaventoso. Se lo dici forte avrà successo strepitoso. Supercalifragilistichespiralidoso, supercalifragilistichespiralidoso. Pagine 188-189. Le interviste di Cristina. Gioacchino Rossini. Oggi sono veramente molto emozionata. Finora abbiamo intervistato strumenti, echi, metronomi, bande, ma un maestro. E che maestro! Pensate, Gioacchino Rossini. Ah, non sia così preoccupata, signorina. Non la mangio mica, anche se dicono che a me piace mangiare bene. Maestro, io credo che dovremmo cominciare a parlare subito del suo maggior successo. Ah, me lo immaginavo. Vuol dire la Cenerentola o l'Italiano in Algeri? Il turco in Italia o... Aspetti, forse ci sono. Lei si riferisce al Guglielmo Tell. Io veramente intendevo il barbiere di Siviglia, ma mi rendo conto che lei di successi ne ha scritti molti. Oh, si sono scritte e dette tante cose sul mio barbiere. Ma è vero che l'ha scritto in pochi giorni? Sì, è vero. Cosa vuole? Gli impresari teatrali. Purtroppo non se ne può fare a meno. Però a un certo punto me ne sono liberato. Liberato?
E come? Semplice. Ho smesso di scrivere musica. E non sarà solo per questo. Ci vuole svelare finalmente questo mistero. Perché a un certo punto della sua vita ha smesso di scrivere musica? Già, perché? Me lo sono chiesto anch'io molte volte, ma non ho saputo rispondere. In realtà non ho smesso. Ho continuato a scrivere, ma solo quando ne avevo voglia, e lo facevo solo per me e per i miei amici. Così, per divertirci. Ascolti questo pezzo. E di questo cosa mi dice? Ah, il signor Bruschino. Con quel battere degli archetti sui leggi ho provocato il putiferio tra i musicisti. Maestro, ci vuol dire perché la sua musica piace così tanto a tutti? No, me lo vuole dire lei? Su, maestro, non si burli di me. Ha ragione. Mi scusi, io credo che la mia musica piaccia a molti perché è viva, divertente. Io stesso mi divertivo quando la scrivevo. Ascolti. Questa peste di soldato mio signore non mi ha trattato. Sì signor, non mi ha trattato. Questa peste di soldato questo signor non mi ha trattato. Sì signor, questo signor non mi ha trattato. Io convenno, sì signore, questo signor, sì signor, questo signor non mi ha trattato. Sì signor, non mi vuole che signor, non mi vuole che accettare. Sì signor, non mi vuole che accettare. Io convenno, sì signore, questo peste, sì signor, sì signor, io mi adoro quel signore, non mi vuole che accettare. Sì signor, sì signor. E dei proverbiali crescendo rossiniani? Cosa ci dice? Sì, anche quelli piacciono molto. Piacciono anche ai miei colleghi, tanto che molti li hanno imitati. Essere imitati è una bella soddisfazione. È vero, quando non ti imitano più, devi cominciare a preoccuparti. Maestro, credo che per parlare di lei e della sua musica non basterebbe tutto il nostro gioca e suona, ma abbiamo organizzato le cose in modo che il nostro incontro non finisca qui. Ci ritroviamo fra poco tutti da Willy. Ah, ci sarò senz'altro. Pagine 190-191.
teatrino di Gioca e Suona. Il barbiere di Siviglia. Avete sentito, ragazzi? Oggi è qui il maestro Gioacchino Rossini e vi presenteremo il barbiere di Siviglia, perciò niente chiacchiere e sipario! Per un barbiere di qualità. Oh, bravo Tigre, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Oh, fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Oh, fortunatissimo per verità. Oh, fortunatissimo per verità. La 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 la. Avete sentito? C'è poco da aggiungere. Sono indispensabile a tutta la città. In questo momento mi sto occupando di un caso abbastanza ingarbugliato. Il conte d'Almaviva ama la bella Rosina. Che il vecchio Don Bartolo, tutore della ragazza, vuol sposare. A chi poteva rivolgersi il conte per coronare il suo sogno d'amore? Beh, a Figaro, naturalmente. Rosina ha uno strano maestro di musica, un certo Don Basilio, un tipo un po' viscido. Ecco un esempio della sua filosofia della vita. Per sbarazzarsi del conte, dice Don Basilio a Don Bartolo, perché non far ricorso alla calunnia? E un ventello, un'auretta, sei gentile e insensibile e sottile, leggermente dolcemente. Incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, baronzando, nelle orecchie della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli fa stordire, fa gonfiar.
crescendo, rende forza poco a poco, un aggiatilo che lo sembra il tuono, la tempesta che nel sente il fuoco, nella spazio, purtroppo, che può arrangerà, guardati la bocca e soffia, e propagati la soffia, e traduce l'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremo temporale, un tremo temporale, un tremo temporale che fa l'aria rinforzare, un tremo temporale, un tremo temporale, un tremo temporale che fa l'aria rinforzare. Ma non è facile farla a Figaro. Ho organizzato tutto per benino. Il conte si traveste da soldato ed entra in casa di Bartolo per poter parlare con Rosina. Ed ecco cosa succede. Ehi di casa, buona gente, buona gente. Ehi di casa, ehi di casa. E costui, che brutta faccia, è ubriaco. Chi sarà, chi sarà? Ehi di casa, maledetti, maledetti. E il bello poverello già sonito, smalodito, non è solo si compone, si riduce a Poi si traveste da maestro di musica facendosi passare per l'allievo di Don Basilio. Ma sul più bello, ecco arrivare proprio Don Basilio. Occorre allontanarlo subito. Ma come? Quale argomento migliore di una bella borsa piena di soldi? Ma Don Basilio è indeciso e... Pace, gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per 1000 anni. Obbligati, in verità. Pace, gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per 1000 anni. In verità, questo volto non migliore ha su un colpo andato vuoto, un ravviso non ricordo, a gabbar questo balordo. Ma quel volto, un bel travestimento, non capisco chi sarà. Più profitto me sarà, sì, provizione sarà. Gioia e pace, gioia. Oh, capito, oh, quel che noia. Ma dopo 1000 equivoci e peripezie, tutto si aggiusta. Figaro e l'amore sono più forti di qualunque ostacolo. La 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 la.
di memoria eterna, di ascolto l'alterna, quindi non ho che far. Amore eterna, si venga in quel regnar. Amore eterna, si venga in quel regnar, si venga in quel regnar. Amore eterna, si venga in quel regnar. Amore eterna, si venga in quel regnar, in quel regnar, in quel regnar, in quel regnar. Pagina 192. Questo Rossini è un vero vulcano. Avete sentito i suoi crescendo? Vi ricordate quando abbiamo parlato del crescendo e del diminuendo in musica? Sì, va bene, ma adesso? A proposito, lo sai che dovrei punirti? Perché? Ma come perché? E ti sei addormentato e hai mandato in giro le tue orecchie. Lo sai che è pericoloso. Il capo ha detto che solfagiua in città. Sì, lo so, ma io dormivo. E poi hai visto che bel gioco con Mike? Per questa volta ti perdono e ti propongo di fare una bella suonatina sulla tua tastierina. Non vorrei mica farmi suonare il barbiere di Sicilia. Non Sicilia, Siviglia, una bellissima città della Spagna. Allora cosa suoniamo? Supercalifragilistichespiralidoso. Per tutti, mam. È più facile da suonare che da dire.